Ma il Napoli è obbligato a giocare questa minestra di 9-1-1 che fa tutte le domeniche, o si può provare a giocare a calcio con i giocatori che ha il Napoli? Perché per me si può giocare a calcio con i giocatori che c'è il Napoli. Questi 9 acquisti, facciamoli giocare a calcio. Savic sta giocando perché Meret è infortunato. Beukema ha giocato 6-2 contro il PSV, mi sa che lo vediamo più in là. Gutierrez sta giocando, era ripreso a giocare. Spinazzola è infortunato, Oliveira ha messo da parte, quindi Gutierrez sta giocando a calcio. De Bruyne purtroppo lo vediamo più in là. Elmas sta giocando, Lang o gioca Elmas o gioca Lang in questo momento. Lucca se sta giocando Højlund gioca Højlund. Marianucci direi che deve giocare Rachmani, no? Perché se poi fa giocare Marianucci al posto di Rachmani lo interniamo Conte. Perché il Napoli non può fare per esempio il 4-2-3-1 e mettersi a giocare a pallone? È una cosa così brutta con Lobotka, chissà, con Neres e Politano e Lang e McTominay sotto punta e un centravanti, una cosa che non si può fare. Come vuoi giocare col 4-2-3-1? È difficile però, perché con la formazione che sta giocando il Napoli in questo momento bisognerebbe fare così. Difficile, però fatto. Penso che è fatto. La formazione che dicevi tu, no? Lobotka chissà, quindi lui si espone un pochino. Gutierrez che può giocare a calcio, gioca a calcio. Oppure qual era l'altra? Il 4-4-2 con McTominay, diciamo, a sinistra, come già era stato provato nell'occasione in cui c'era Kevin De Bruyne. Non può giocare Gutierrez fisso a sinistra, che mi sembra la cosa migliore arrivata dal mercato del Napoli in questa estate. 4-4-2 con McTominay esterno a sinistra. Aspetta. Fatto, che è la stessa che utilizzavamo con De Bruyne e che dicevate no, si perde McTominay con De Bruyne, non si può fare. Fatto. Si può provare qualcosina di diverso per risollevare questa squadra? Bisogna morire di 3-5-2 di questa squadra che difende 9 sotto palla. Non si può provare un'altra cosa? Perché in realtà proprio perché abbiamo provato a fare altro e a essere più offensivi, e quindi abbiamo il record di pali, siamo i terzi per tiri in porta a partita, siamo i terzi per calcio d'angoli a partita e siamo quarti per possesso palla. E dove sta questo 3-5-2 che il Napoli con Conte non ha mai fatto? A me cronache piace molto, a me divertono molto i personaggi e tutte le dinamiche, però quando raccontate il calcio state un po' più attenti, perché poi i tifosi ci credono.